Luca Pescante, campione mondiale di categoria di elicotterismo acrobatico. Esatto. A lui chiediamo come è nata questa bella passione, visto che è giovane, quindi l'avrà avuta ancora da più giovane. Esattamente. Gli chiediamo come è nata. Ebbene, tutto è nato quando ero piccolo, già da bambino ero sempre appassionato delle macchine volanti. All'età di 7 anni, con l'aiuto di mio padre, mi sono iscritto a un campovolo e da qua mi ha sempre appassionato di più e ho continuato fino ad adesso, che ho 17 anni. E è una passione molto divertente e soddisfacente e sono riuscito a raggiungere grandi soddisfazioni grazie a questa. Ecco, recentemente Luca ha ottenuto un grandissimo risultato, quello di diventare campione del mondo. E allora gli chiediamo qualche riflessione, un po' di cronaca su questo bel risultato. Ok, allora quest'estate si sono svolti appunto in Polonia i campionati mondiali della categoria di elimodellismo acrobatico. Sono durati 10 giorni in Polonia e vabbè, dopo lunghe vicissitudini, diciamo, sono riuscito a conquistare il titolo di campione mondiale junior, ovvero sotto 18 anni e beh, è andato ottimamente, non si poteva proprio sperare meglio, diciamo. Ecco, prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti adesso, giusto a fine aprile, c'è una gara in Francia per le selezioni, sempre per i mondiali che si svolgeranno in Olanda quest'anno. Grazie.